prima uscita a Padova si presenta questa nuova stagione Superstart. Sì, è la nuova rassegna di teatro contemporaneo del Teatro Stabile del Veneto che debutta a Padova la prossima settimana, il 16 di dicembre, con un appuntamento qui al Teatro Verdi. La compagnia che presenta un nuovo lavoro è Babilonia Teatri, il lavoro si intitola Jesus ed è una compagnia su cui abbiamo molte attese, con cui collaboreremo in futuro e che abbiamo deciso di ingaggiare per aprire una rassegna su cui puntiamo molto. È una rassegna nuova, è un'evoluzione del nostro vecchio premio Off, che ha avuto un buon riscontro negli anni precedenti, che noi abbiamo deciso di far evolvere in una cosa un po' più articolata e complessa. Ci sarà una rassegna che si svolgerà tra Padova e Venezia, qui al Teatro Verdi e a Venezia al Teatro Fondamenta Nuove. Sono 11 appuntamenti, 7 a Padova e 4 a Venezia. Ci sono numerose compagnie padovane coinvolte, il TAM Teatro che sarà a Venezia il giorno successivo 17 di dicembre, il coordinamento Top Teatri of Padova che porterà una produzione collettiva sempre nel nostro programma, Teatro Bresci, un'altra compagnia padovana che abbiamo individuato e che vogliamo valorizzare con questa azione. L'articolazione del progetto poi si esprime anche in un sostegno alla produzione. Cominceremo nel corso del 2015 selezionando alcuni progetti drammaturgici di compagnie che hanno già partecipato al premio Off nelle precedenti edizioni e alcune di loro godranno del nostro sostegno produttivo, perché vorremmo cercare di valorizzarli e di portarli verso degli esiti drammaturgici e di spettacolo più adeguati a sale grandi come questa che vedete alle mie spalle. Ecco, come viene visto il teatro oggi? Come viene visto? Viene visto con una certa diffidenza quando si tratta di proposte innovative. Noi quello che vogliamo cercare di smentire è che queste proposte innovative siano possano intimorire il pubblico. Ci vuole attenzione, ci vuole curiosità e stiamo cercando di stimolare la curiosità dei padovani, ma anche dei veneziani, ma anche del pubblico di tutto il Veneto. E la sua nuova entrata qui come direttore? Molto positiva, la macchina funziona bene, mi ha accolto bene, io sto lavorando, sto programmando il prossimo triennio. Sapete che c'è una riforma dell'assetto dello spettacolo dal vivo che cambia radicalmente la natura dei teatri stabili, quindi stiamo lavorando per poter fare domanda, per presentare una domanda per diventare teatro nazionale, cioè un teatro molto radicato nel territorio e che produce molto con gli artisti della regione, con gli artisti di tutto il panorama nazionale e che deve trovare un nuovo rapporto, un rinnovato rapporto con il pubblico.